Molta pace carissimi amici e ascoltatori e voi che forse siete qui per la prima volta a questa serie di presentazioni. Siamo molto felici e contenti che vi siate presi del tempo per rimanere qui insieme a noi e ascoltare quella che è la parola di Dio. Ebbene, in questo video, in questo breve video, concluderemo quella che è la sezione Date gloria a Dio. E attraverso quest'ultima presentazione, per poi continuare con quello che è il messaggio del primo angelo, vogliamo concludere effettivamente con dei passaggi che ci faranno capire e che metteranno il sigillo su tutto quello che abbiamo studiato fino a questo momento. Perciò, prima di continuare, vorrei leggervi dei versetti tratti dalla parola di Dio che si trovano in seconda Tessalonicesi, al capitolo 1, e inizieremo leggendo i versetti 3 e 4 e poi continueremo. Qui ci viene detto: noi siamo obbligati a rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli, come è ben giusto, perché la vostra fede cresce grandemente e l'amore di ciascuno di voi abbonda l'un per l'altro, tanto che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio per la vostra perseveranza e fede in tutte le vostre persecuzioni ed afflizioni che sopportate. Versetto 6. Poiché è cosa giusta da parte di Dio rendere afflizione a coloro che vi affliggono, e a voi che siete afflitti riposo con noi, quando il Signor Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza. E che cosa accadrà in quel momento? Versetto 10. Quando egli verrà in quel giorno per essere glorificato nei suoi santi e per essere ammirato in mezzo a quelli che hanno creduto, poiché la nostra testimonianza presso di voi è stata creduta. Quando Cristo Gesù apparirà nell'alto dei cieli, la parola di Dio ci dice al versetto 10 che Cristo stesso sarà glorificato nei suoi santi. Cristo stesso al momento del suo secondo avvento sarà glorificato in me e in te se rimaniamo fedeli, se continuiamo ad avere fede, una fede che è perseverante, che è costante in Cristo Gesù e nella sua parola, non una fede che è soltanto teorica, ma che è una fede pratica. E in modo particolare, in questi momenti, attraverso questa presentazione, vorremmo fare un piccolo ripasso di tutto quello che abbiamo visto fino a questo momento per quanto riguarda dare gloria a Dio. Come dare gloria a Dio, poiché nel momento del suo secondo avvento, Cristo Gesù, lui si glorificherà in noi. Ma come lo farà? Numero 1. Gesù Cristo sarà glorificato in noi nel momento nel quale nella nostra vita sarà portato quello che è il frutto dello Spirito Santo, che consiste niente di meno in un carattere puro e santo, un carattere che Cristo Gesù ci vuole offrire, che Cristo Gesù vuole donarci gratuitamente affinché io e te possiamo vincere il peccato. Numero 2. Cristo Gesù sarà glorificato in me o in te se le nostre parole, se le parole che pronunciamo non sono parole volgari o mondane, ma sono parole d'amore e di fedeltà. E la stessa cosa vale non soltanto per le parole e basta, ma anche per quanto riguarda i nostri pensieri e le nostre azioni nei nostri confronti, nei confronti del prossimo e nei confronti di Dio. Numero 3. Cristo Gesù sarà glorificato in noi se nel nostro lavoro quotidiano, di giorno per giorno, se attraverso questo lavoro che ci dà un guadagno, noi lo facciamo, noi lo impieghiamo al meglio delle nostre possibilità, come se lo facessimo per il Signore e non
come se lo facessimo per un uomo qualsiasi della faccia di questa terra, perché in ogni cosa che facciamo noi la dobbiamo fare come se la facessimo come per il Signore, e in questo Gesù sarà glorificato nelle nostre vite. Numero 4. Noi possiamo glorificare Cristo come missionari, come pastori, come evangelisti, come persone che hanno ruoli di responsabilità all'interno della Chiesa di Dio. Noi possiamo glorificarlo soltanto quando noi formiamo bene quello che è il suo popolo. Se noi nutriamo in modo corrispondente, correttamente, al tempo giusto, quello che è il suo popolo, affinché cresca forte e alto di statura spirituale fino all'altezza perfetta di Cristo Gesù. E questo implica anche una grande opera di evangelizzazione nei confronti di tutte quelle persone che ancora non conoscono il Vangelo. In che modo? In modo particolare attraverso quello che è il messaggio della riforma sanitaria, quella che è l'opera medico-missionaria, affinché, seguendo quello che è l'esempio di Cristo Gesù, noi possiamo attirare le persone a quello che è il vero carattere di Dio, verso quella che è la vera religione della parola di Dio. Numero 5. Noi possiamo glorificare Dio nelle nostre vite, nei nostri corpi, attraverso un'attitudine positiva, avendo una piena fiducia in Dio persino nei momenti di grande difficoltà, di grande crisi e di grande sofferenza a causa o di causa emotiva oppure fisica causata da malattie. Dio ci invita ad avere un'attitudine positiva e fiduciosa nei confronti di Dio, perché ogni cosa coopera per il bene di coloro che amano Dio. Numero 6. La parola di Dio ci dice che per poter glorificare Dio nelle nostre vite è corretto ed auspicabile avere un'alimentazione quanto più salutare. Perché? Perché noi siamo il tempio dello Spirito Santo e questo tempio deve essere glorificato perché siamo stati riscattati e redenti a un prezzo e un costo infinito. Perciò, carissimi amici miei, una delle migliori alimentazioni per il genere umano è basata su frutta, verdura, semi, legumi e cereali. In questo modo tutte le qualità fisiche del corpo saranno sviluppate armoniosamente, persino quelle mentali, e di conseguenza Dio ci permetterà di avere anche una maggiore connessione, un migliore collegamento con Lui, visto che tutto quanto parte proprio dalla nostra mente. Proprio è lì che Dio vuole lavorare e operare per parlare, per comunicare con noi, con i suoi fedeli figli. Numero 7, e questo sarà l'ultimo punto che andremo a vedere, che abbiamo visto fino a questo momento, ovvero per poter glorificare Dio nel nostro corpo, nella nostra vita di tutti i giorni, l'abbigliamento ha un ruolo determinante, molto molto importante, o almeno per quanto riguarda i principi che dirigono l'abbigliamento e il nostro vestiario giorno dopo giorno. Ci sarebbero davvero tante altre cose di cui parlare per l'argomento, date gloria a Dio, ma il tempo non ce lo permette. Perciò vorrei concludere in questi momenti con un ultimo passaggio delle scritture che si trova in Colossesi capitolo 1 e leggeremo assieme il versetto 26 e 27. Il mistero che fu tenuto nascosto da secoli e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili. E ascoltate di che cosa si sta parlando, che è Cristo in voi, la speranza della gloria. Ebbene sì, carissimi amici miei, quando Cristo Gesù vive in noi, Lui è la speranza della nostra gloria. E se vogliamo essere glorificati in quel momento, se Cristo vuole essere glorificato in noi
in quel momento, che cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo accettarlo pienamente nel nostro cuore, non la nostra volontà, ma la sua volontà sia fatta. E quando non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Oh fratelli miei, tutti quei punti che abbiamo elencato precedentemente verranno manifestati in modo automatico. Sì, ci sarà una lotta, perché costantemente saremo chiamati a scegliere liberamente ciò che vogliamo fare e ciò che non vogliamo fare, se lo vogliamo fare o se non lo vogliamo fare, ma nel momento nel quale Cristo abita in noi e noi glielo permettiamo, se noi apriamo la porta del nostro cuore e lo lasciamo entrare, ebbene Cristo Gesù ci aiuterà affinché quella che è la sua vita possa essere vissuta nella nostra vita. In questo modo possiamo avere un carattere simile, santo e puro al suo e vivere una vita come la sua, una vita che vince il peccato. Che Dio ci aiuti, carissimi amici miei, in questo e ci incoraggi grandemente, perché questa è la cruda verità che sempre trionferà. Non dimenticatevelo. Maranata, il Signore viene presto.